Oltre 5.000 ragazzi della GESCI Veneto invaderanno il Veneto appunto all'interno del progetto Route Nazionale. Che cosa si tratta? Si tratta di 5.000 ragazzi che hanno deciso di indossare gli scarponi e lo zaino in pieno stile scout, arrivano da un percorso che è durato un anno e stanno sperimentando appunto delle strade di coraggio nuove, coraggio che li vuole portare diritti a sognare un nuovo futuro per loro. Quindi toccheranno un po' tutta la nostra regione Veneto per poi confluire tutti assieme a San Rossore, dove saranno circa 30.000 tutti i ragazzi della GESCI nazionale, appunto in età tra i 16 e i 21 anni, e si incontreranno lì tutti assieme. Gireranno la nostra regione nei percorsi più significativi, la toccheranno un po' tutta, dalle montagne al mare, alla laguna, alle colline. Sicuramente incontreranno tanta gente e io penso che sia importante parlare con questi ragazzi, possono essere veramente un segno di speranza per il nostro Paese. Ci si può aspettare una suonata di campanello, come diceva? Ma io direi di sì, direi anche semplicemente per riempire la borraccia d'acqua. Ecco. Sicuramente hanno uno zaino sulle spalle che portano, è ricco di esperienze, ma anche tanto posto per poter mettere dentro storie, idee e incontri. Giunta alla terza edizione, le strade di coraggio per i ragazzi cosa significa? Ma sono stati sviluppati in più temi, sicuramente questo li ha portati a toccare con mano quelle che sono le problematiche del nostro Paese, il coraggio di amare, il coraggio di farsi ultimi, il coraggio di farsi chiesa, questi sono stati proprio gli argomenti che sono stati toccati molto di più. Diciamo che la fantasia e l'esuberanza dei nostri ragazzi ha portato a delle idee nuove che stanno un po' concretizzando con delle azioni che fanno proprio all'interno dei propri territori, nei propri comuni, dialogando anche semplicemente con le proprie amministrazioni comunali e intervenendo con degli atti e delle idee concrete da poter portare avanti nel proprio territorio. Ecco, come diceva per il diritto al futuro, come lo presentate voi questo diritto al futuro ai ragazzi? Ma guarda, non siamo noi che lo presentiamo a loro, ma sono loro che si stanno facendo un'idea e lo stanno sognando. Penso che a dei ragazzi di 16-21 anni in questo periodo qua riuscire a sognare il proprio futuro sia il vero punto di partenza.